Siamo con l'avvocato Luigi Troia, già presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle. Ecco, una sua valutazione politica sull'andamento di Porto Empedocle. Siamo vicini al dramma, se non alla tragedia. Porto Empedocle da 3 anni e mezzo ha un'amministrazione comunale eletta dal popolo, ma un'amministrazione comunale che ancora, anziché rispondere alle esigenze della città, ancora si avvale di giustificazioni che sono puerili da un lato e penose dall'altro. Non si può dire ancora quelli di prima, quelli di allora, quelli di una volta. Sono già trascorsi 3 anni e mezzo. La città è al buio, la città è sporca, la città non ha alcuna manutenzione, è piena di buche, il dissesto idrogeologico è un problema di ogni giorno. È una città amministrata da chi non ha idea di come portare avanti un progetto di governo di Porto Empedocle. Porto Empedocle non è un paesino, è una città importante che ha una sua storia. Oggi purtroppo si assiste a gente che governa la città e anziché dare risposte concrete ai cittadini, tra i quali io, dice sì, però quelli di prima se ne sono andati, hanno lasciato la città abbandonata a se stessa. Ecco, io penso che sia il momento di dire la verità, il tempo è scaduto, ormai siamo quasi a fine mandato, manca 1 anno e mezzo alle prossime elezioni amministrative e penso che la città meriti altro sicuramente. A tal proposito ho assistito in questi giorni ad un comunicato stampa della signora Sindaco. Io certamente non discuto con il Sindaco di problemi così spiccioli come ella ama invece spesso affrontare, ma dico una cosa: se lei lamenta il fatto che qualcuno 4 anni e mezzo fa si è dimesso in protesta, perché poi dall'altro canto dice che non sapeva quali erano le reali condizioni finanziarie dell'ente? Appunto si contraddice, perché il sottoscritto aveva più volte lamentato formalmente, con documentazione, quali erano i problemi di Porto Empedocle. Io rammento a me stesso, ma anche a chi ci ascolta, che ho scritto io alla Corte dei Conti, ho scritto io alla Guardia di Finanza, mi sono attivato io, mentre qualcuno invece era applaudente e festeggiava chi un certo danno l'ha fatto. Penso che Porto Empedocle oggi meriti la verità, ma meriti la verità da un canto, dall'altro lato le risposte. La gente vuole le risposte sulle cose concrete da fare. Si parlava di far tornare i figli che lavorano fuori, ma mi sembra che oggi siamo all'anno 0, si parla ancora di accendere le lampadine della pubblica illuminazione. Anche perché nel frattempo si è accumulato un nuovo deficit, anche la recente venuta di Di Maio, insomma non è che è stato poi un gran successo, una piccola riunione tra pochi intimi. La venuta di Di Maio è un triste epilogo di questa amministrazione comunale, perché se viene il ministro degli esteri va accolto dalla città, non dal sindaco e dai parenti dei consiglieri che la appoggiano. Francamente mi sembra pietoso fare una lista di accesso al comune e vedi che era presente il papà, il nonno e lo zio di... Il ministro visita la città, non visita i parenti del sindaco e dei suoi accoliti. Ma soprattutto, ha detto bene lei, l'amministrazione comunale ha accumulato nuovo ed ulteriore debito, perché ricordo ai cittadini di Porto Empedocle che se in questi mesi si è fatto fronte a qualche cosa è perché il comune ha attinto altri 5 milioni di euro di prestito che andrà restituito in 3 anni. La prima rata non si è ancora pagata. La verità è che questa sindaca, quando andrà via da Porto Empedocle, lascerà altri 5 milioni di euro di debiti che altri al posto suo dovranno pagare. Perché, concludo, so che il tempo purtroppo è breve in un TG, i cittadini devono sapere che i famosi debiti che la sindaca dice di aver trovato non sono mai stati pagati, perché con la dichiarazione di dissesto il comune ha bloccato i pagamenti verso i suoi creditori e quindi non ha più pagato un solo centesimo, tutti aspettano ancora di essere pagati. Quindi in questi anni che cosa ha fatto l'amministrazione? Un bilancio non l'ha approvato, un rendiconto non l'ha approvato, una linea di debito non l'ha pagata, gli impiegati sono andati in pensione, i dirigenti, i funzionari non sono stati sostituiti perché con il dissesto non si può assumere forza lavoro nuova. Ma dico io, ci rendiamo conto oggi chi è alla guida di Porto Empedocle?